Secondo il mio punto di vista e anche la mia esperienza, in Italia il servizio sanitario è il più efficiente che ci sia in Europa, dell'Europa che ho visitato io, perché qui da noi le cose si fanno seriamente, non è che si facciano solo sui documenti. Abbiamo delle ispezioni sugli animali vivi in stalla, abbiamo delle ispezioni ante mortem in macello, abbiamo ispezioni nelle carni, abbiamo delle ispezioni nei banchi di vendita che non ho mai visto in nessuna altra nazione in Europa. Dunque per noi il consumatore italiano è il più garantito che ci sia in Europa. Italiano? Italiano. Col prodotto nostrani? Col prodotto italiano. Dopo, come lei ha detto prima, nei paesi dell'est giustamente non hanno la storia che abbiamo noi, ci arriveranno anche loro ad avere tutta l'assistenza veterinaria e tutta la tecnologia che abbiamo noi per garantire il prodotto. Ci arriveranno, però per adesso vedo molto più garantista il nostro prodotto. Antonio Brino. Sì, per quanto riguarda, anche per rispondere alla domanda della signora, non so, adesso io non ricordo questo filmato, posso dire solo che anche in Italia, nella regione Veneto, noi attuiamo un piano per quanto riguarda il benessere animale. Basta dire che c'è per esempio una disposizione che l'animale che non riesce a deambulare autonomamente non può essere avviato al macello. Dopo, da noi la nostra disposizione. Da noi. Una cosa che io non ho difficoltà, dottor Gandhi, a dirle che personalmente io la devo attuare questa norma, ma personalmente non sarei d'accordo, Bernardi lo sa, anche altri colleghi lo sanno, perché per il solo fatto che un animale non deambula io lo debba abbattere in azienda anziché portarlo in un macello autorizzato, con tutti i problemi connessi, quindi con l'inquinamento del sangue, col problema della BSE, col problema poi di non saper cosa fare di tutta la matassa intestinale, perché c'è il materiale specifico a rischio, perché noi non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia e impressionarci perché l'animale viene trainato. L'animale che non deambula si carica, si cerca di non fargli del male, per un animale che pesa 4-5 quintali non è che si può prendere per manina e tirarlo ed accompagnarlo in un camion, si cercherà di maltrattarlo, no, però bisogna anche trattarlo, spostarlo con i mezzi che abbiamo a disposizione, perché anche nelle lungodegenze usano le carrucole per spostare gli uomini che non sono gli animali per sollevarli, perché le cose bisogna farle, non basta filosofare. Ecco, io invece volevo parlare